Buonasera e benvenuti dal Palasele di Eboli, 25esima giornata del campionato di Serie A. La Fel di Eboli cerca la terza vittoria al Palasele in 7 giorni, ma dovrà vedersela contro la Fortitudo Pomezia, che nelle ultime 17 di campionato ne ha persa soltanto una. Inizia adesso Fel di Eboli, Fortitudo Pomezia. Venanzio supera Lugero Lopez, Venanzio forse subisce il fallo, il pallone però arriva a Liberti che porta subito in vantaggio la Fel di Eboli, si sblocca il punteggio dopo 1 minuto e 5 secondi di gioco, lo sblocca Liberti. Tiaghigno chiuso da Tiago Lemos, ripartenza Fel di Eboli, Selusio tocca proprio per il 20 che è di punta. Viene fermato da Moliterno, ma poi sulla ribattuta arriva puntuale Giancarlo Selusio che fa 2-0. Fel di Eboli vuole subito time out Ciccio Angelini. Inizio super. Scambia con Ezzi Selusio, poi si muove in avanti Caruso che riceve il controllo, il tocco per Tiago Lemos che calcia al lato, ottima azione della Fel di Eboli. Tiaghigno ci prova ma Caruso legge bene la situazione, riparte Ezzi fino in fondo, Moliterno sceglie i tempi giusti per andare a chiudere su Lorenzo Ezzi. Rimessa laterale Pomezia, Gattarelli, Bueno colpisce il compagno, pallone che arriva a Caponigro! Ruba il tempo a tutti Vincenzo Caponigro con la punta e fa 3-0 Fel di Eboli. Tiaghigno trova il varco per servire Raubo, dall'altro lato tanto spazio per Bueno, pallone per Raubo, la scivolata di Liberti, ancora Matteus. Sfrutta il blocco di Raubo, Matteus che calcia sul fondo. Dudu porta sul destro, Dudu, parata di Dalcin e poi sulla ribattuta arriva Raubo che accorcia le distanze e 3-1. Tiaghigno in avanti, tantissimo spazio per Dudu, Dudu non riesce a superare Dalcin. Matteus calcia col destro, Matteus, una sassata da parte di Matteus porta sul -1 la Fortitudo Pomezia. Palla bloccata da Moliterno ma non c'è più tempo, si conclude così la prima frazione di gioco al Palasele. Fel di Eboli 3, Fortitudo Pomezia 2, ci risentiamo tra pochissimo con la ripresa. È iniziato proprio adesso il secondo tempo da Cutruppi, poi Cutrignelli col destro, Cutrignelli, pallone che è entrato dopo il tocco del palo. Cutrignelli riporta tutto in parità al Palasele. Gattarelli in anticipo su tutti, arriva Selusio, il tocco per Ezzi che porta il pallone sul destro, calcia Moliterno e poi Cutrignelli ad allontanare. Pallone in avanti per Ezzi col mancino tocca Moliterno e salva. Moliterno a dire di no, poi prova ad andare via Bueno ad Ezzi ma non riesce. Ezzi porta il pallone sul mancino, lo mette al centro, Gherani sul fondo col destro. Selusio, intercetto da parte di Dudu che poi si complica la vita, pallone rubato, Ezzi per Calderolli, l'uscita di Moliterno. Può avanzare Dalcin, invitato al tiro dal Palasele, Dalcin invece va lateralmente da Selusio, il ricavo per Salas, tocca Moliterno, tocca anche Ezzi che la mette dentro per il gol del 4-3 della Fel di Eboli. Selusio, bella palla per Calderolli, Calderolli il tocco sotto,
che finisce alto, torna all'indietro da Tiaghigno e reinserisce il portiere di movimento la Fortitudo con Matteus che calcia da lontano dal Cin, pallone che non viene bloccato, poi Selusio alza e calcia fuori. Dudu dall'altro lato per Raubo, calcia ma c'è Venanzio, poi Tiaghigno, palla sul secondo palo dal Cin, poi pallone che finisce a Salas che spara sul fondo. Deve risalire il campo la Fortitudo. Tiaghigno, 2 secondi, non calciano, non calcia la Fortitudo, allora non c'è più tempo, finisce così, vince 4-3 la Feldi Eboli che fa 3 su 3 in 7 giorni al Palasele.